Buonasera, Buonasera buonasera, Sabatina. ciao Angela, ciao a tutti. Ciao, vedo che c'è Lisa, che è una mia amica che ci segue, e siamo qui per presentare il libro di Sabatina, Origami, è il suo primo romanzo. E, ho conosciuto Sabatina qui su Instagram e lei mi ha proposto questa diretta. Ehm, Normalmente io faccio interviste, penso che qualcuno di voi lo sa, a autori, scrittori, insomma, vari, e quindi ho accolto volentieri questa idea di Sabatina. Per me però si tratta della prima diretta dal mio profilo, ne ho fatta solo una con Barbara Perna, che è l'autrice di Annabella Abbondante, che però ha salvato lei sul suo profilo. E allora, io ho pensato di condurla, tra virgolette, da giornalista, quindi come un domanda e risposta che ascolto, quindi con pochi miei interventi. E quindi come prima cosa saluto anche Milena che ci sta guardando, tutti gli altri che ci stanno guardando. E Sabatina, presentati perché magari qualcuno ancora non ti conosce. Allora, ciao a tutte, anche ringrazio chi vedrà il video dopo. Io non riesco a vedervi bene perché mi compaiono delle scritte del tipo condividi il video, altre cose, ma spero che la diretta andrà a buon fine. Sì, sono contenta di conoscerti, Angela, e per me è un'occasione veramente di confronto, di nutrimento, parlare con te perché so che curi anche delle recensioni in un sito che ho visto che si chiama Ulisse, Ulisse Online. Ulisse Online, sì, ti ho seguito i tuoi interessi. Allora, sì, in effetti noi ci siamo conosciute tempo fa per una raccolta di poesie. Questa volta invece parliamo di un romanzo che edito Campanotto, il romanzo si chiama Origami. Allora, sì, io ho cominciato a scrivere da giovanissima, si parla comunque dei primi anni del liceo, dove scrivevo in un blog e venivo abbastanza seguita. Scrivevo racconti. Successivamente poi ho cominciato con la poesia nel 2008, ho cominciato a scrivere le prime poesie che ritenevo poesie mature. E successivamente ho pubblicato la prima raccolta, quindi ho pubblicato diverse raccolte poetiche negli anni, fin tanto che passando attraverso la critica e attraverso le letture mi sono detta di pubblicare un romanzo finalmente. Eh, mh, Descrivo al negativo in modo tale da definire poi che una realtà. Allora, il romanzo che ho scritto non è un romanzo autobiografico, non è un romanzo che parla proprio della mia persona, non è ricco di simbolismi che hanno a che fare con la mia persona in quanto Sabatina. È un romanzo che è chiaramente classificabile, perché ci sono diversi romanzi che non sono proprio classificabili, non come genere, ma più che altro come deriva letteraria, come strumento letterario. Io ho scritto un romanzo che però è classificabile nel senso che è un romanzo modernista in un certo qual modo. Perché? Perché i sentimenti dei personaggi e la psicologia dei personaggi muovono profondamente le scene. Quindi non è tanto lo show don't tell che ho preferito, quanto la natura immersiva dei personaggi. Perché appunto mi piaceva che il personaggio, attraverso la sua psicologia, descrivesse la natura delle scene, delle azioni. Il fatto che comunque quindi sì, si fa luce sull'interiorità dei personaggi è chiaramente una radice che io ho strapolato dalle letture di Nabokov, perché sono un'appassionata e sono una studiosa delle letture della narrativa di Nabokov e questo Te mi ha l'avrei riportato. chiesto, te l'avrei chiesto, infatti.
questo mi ha portato comunque a questa strada letteraria. Quindi, prima di definire il genere in sé, comunque il romanzo è classificabile come un romanzo contemporaneo dalla natura più modernista che, insomma, narratologica o drammatica in senso stretto, perché oggigiorno ci sono diversi romanzi che sono proprio drammatici, che hanno una natura tipica del romanzo drammatico. In me non esiste questa natura. I personaggi non sono personaggi che descrivono una vita frustrata, non descrivono le ombre della società. No. Però in un certo senso può essere comunque definito anche di formazione, non pensi? Sì. Non, per me è sempre molto difficile catalogare, devo essere sincera, anche perché, ecco, tu stai dicendo definiamolo, però mi viene da dire, è anche un po' difficile volergli dare una giusta catalogazione. Tu pensi che ci sia un che del romanzo di formazione? Io penso forse di sì, sinceramente. Allora, il mio interesse non è rivendicare un'originalità, no, non ho di queste velleità. Il mio interesse era costruire un'opera che fosse buona, che fosse un romanzo veramente buono, che nel momento in cui si leggesse apportasse qualcosa di significativo al lettore. Quindi non era mia intenzione tentare a tutti i costi l'originalità. Era mia intenzione fare un qualcosa di ben fatto. Ho parlato spesso invece della classificazione come genere. Ecco, ho parlato nelle altre dirette del fatto che il romanzo può essere definito un romanzo di destino, per dirti alla Austen. Perché? Perché appunto parla del destino Sì, della protagonista. vero. E in un certo qual modo il romanzo di destino è concatenato al romanzo di formazione, in questo caso perché Esatto, in questo volevo intervenire. sì, la vita della protagonista è appunto in formazione, perché il romanzo vede proprio tutto l'arco della sua vita e della famiglia Miso, perché è un romanzo che parla di una saga familiare. Anche se non ci sono altre uscite, almeno per ora, però è un romanzo che parla di una famiglia. La famiglia è appunto quella dei Miso. Sì, e nel frattempo saluto qualcuna che mi ha scritto ciao Angela, Mayra, ciao, e ciao anche a Valentina e ciao a tutti gli altri. Quello che mi ha colpito molto di questo tuo romanzo, te l'ho anche scritto, è questo narratore in terza persona che però rompe questa finzione scenica e sembra fare l'occhiolino quindi ai lettori, li chiama, li coinvolge per diciamo, farsi anche loro un'idea dei personaggi, diciamo. A me è piaciuta molto questa cosa, sinceramente, è un tratto che mi piace, che ho già trovato in qualche classico, ma non mi sono riuscita a dire in chi. Tu hai avuto un modello, ti sei ispirata o ti è venuto così? Dimmi tu. Sì, allora, grazie Angela. Volevo anche ricordare se qualcuno volesse dopo fare delle domande, sono insomma accette. Saluto anche Anillo. Allora, sì, in effetti la discussione della terza persona, perché sempre per il discorso del fatto che io non ho tentato un'originalità, l'originalità se viene è un processo dovuto alla mia persona, però non ho voluto tentare a tutti i costi un'originalità. I romanzi in prima persona e la prima persona sono stati sviscerati bene nel corso degli eventi letterari che abbiamo visto. Si parla spesso di chi dice io in letteratura, chi dice io. Ecco, l'io quindi è diventato un'esasperazione anche in sé. Un'esasperazione perché il momento storico ha visto molti romanzi che avevano un io. Se pensiamo solo a Baiani, per esempio, l'anno scorso, che dell'io ha fatto chiaramente un'esacebazione, adesso non mi vengono le parole precise, ma Sicuramente infatti l'ha tirato con il libro delle case agli sì, è estreme, questo quello che voglio dire. proprio. Quindi
Io Mi ritrovo, è un po' un esperimento il libro di Baiani, sì. sinceramente. Poi magari può piacere, può non piacere, però sicuramente è un No, io esperimento. l'ho letto insieme a tanti altri con piacere. Era che Mm, era proprio per contestualizzare la prima persona e la terza persona. Ecco, per i romanzi in prima persona ne abbiamo avuti molti, molti. Allora io mi sentivo comunque in un modo o nell'altro non spinta a sorprendermi. Per questo mi sono detta no, voglio scrivere in terza persona. Sarà romanzo ottocentesco, suonerà fuori corrente, suonerà fuori moda, però volevo veramente scrivere in terza persona. Ehm, Quella che l'autrice femminile che mi ha ispirato di più, paradossalmente, non è un'autrice contemporanea, ma è Virginia Woolf. Nonostante io abbia citato la Iri, Atwood, sì, entrambe comunque, perché entrambe hanno scritto dei racconti nel caso della Atwood o dei romanzi nel caso romanzi o racconti come si vogliono definire nel caso di Lairi che parlavano in entrambi i casi di biblioteche in cui si citavano delle biblioteche. In effetti lo stile che ho della terza persona non si discosta molto appunto da quella linea di pensiero tipica del romanzo psicologico. In effetti la terza persona serve molto quando si scrive di un romanzo che abbia a che fare con l'intimità, perché la terza persona ti lascia spazio al dentro e al fuori del personaggio, mentre l'io è un po' più caratteristico del vedere fuori, dell'estrapolare. Quindi avrei potuto scrivere di Olga che ad esempio nei primi capitoli entra nella biblioteca di Taco e quindi descrivere i momenti in cui entra, i momenti in cui ha vissuto, ha studiato, perché lei comunque vive tutta la sua vita nella biblioteca di Taque. Ho invece preferito costruire un romanzo che fosse più breve, che potesse accanire meglio il lettore, perché essendo un'opera prima non volevo già presentarmi con un romanzo di tante pagine, non volevo tentare un'escalation, un exploit fuori dalle mie possibilità. Sono andata umilmente, ho scritto un romanzo breve possibile anche di un'espansione, chiaramente, è possibile di riscrittura, un domani potrebbe anche essere scritto in prima persona, però la prima persona non era calzante per un romanzo breve, secondo me, perché la prima persona magari mi avrebbe chiesto più particolari diaristici rispetto a quello che è la terza persona. Il narratore onnisciente l'ho preso anche, l'ho assorbito, ripeto, dalla nazione di Nabokov, perché Nabokov è uno di quei grandi narratori, non è un romanziere di quelli che scrivono saggistica nel romanzo, è proprio il classico romanziere che scrive di flusso libero, si abbandona e va avanti e dà vita a questa narrazione come se fosse veramente frutto della sua fantasia, del suo sogno. per quanto ti interrompo, tu mi stai dicendo un po' come è nato questa idea della terza persona. A me, e saluto anche Luciano, che ho visto Torretta Bianca ci sta guardando, ciao, ehm, ehm, mi ha dato l'idea anche un po' di teatralità, magari non era voluto, però mi ha ricordato proprio quando l'attore rompe la scena sul palco, insomma, e ingaggia gli spettatori. Ecco, mi ha dato quell'idea e ti ho detto è un tratto della scrittura che mi è piaciuto. Poi ci sono anche altri tratti della scrittura che mi sono piaciuti, ora vengono fuori magari. Presenta però adesso un attimo proprio il romanzo, perché altrimenti non stiamo ancora parlando proprio di origami, che insomma, Allora, dimmi, il romanzo raccontacelo. Origami è un romanzo breve, ambientato in una città fantastica che però ha del Esatto. realismo magico. È una città fantastica che però è probabile ed è possibile di una vita contemporanea attuale. Quindi
tutti i personaggi, la vita, le scene, le ambientazioni sono contemporanee e attuali dei primi anni del 2000, ma richiamano a un aspetto magico della vita dei protagonisti. L'aspetto magico di Olga parte proprio dal titolo, perché Origami è il giornalino che lei segue da quando era bambina e che poi diventerà un grande magazine e che la porterà anche ad atti veri e propri umanitari. La protagonista Olga è appunto una giovane ragazza che ama la cultura, ama i libri. Questo va a diventare sempre più un aspetto importante della sua vita, soprattutto quando muoiono entrambi i genitori, quindi la bimba resta orfana e si affida alla cura dei nonni. I nonni sono ereditari a loro volta della grande biblioteca di Itaqüe e suggeriscono alla bambina di fare degli origami di carta e poi, al modo delle usanze giapponesi, lasciare questi origami alla corrente in modo tale che il fiume avesse poi realizzato questi sogni. Quindi la bimba faceva degli origami nella grande soffitta nella casa dei nonni e attraverso questi origami coltivava il sogno di questo giornale, di diventare una grande giornalista. Però il suo destino era in un certo qual modo già segnato, perché nella biblioteca di Itaqüe funziona che il posto va per via ereditaria. Quindi il posto che era della mamma passa alla figlia, quindi ad Olga, e la nonna quindi dà il suo potere direttamente, per via diretta, alla nipote. In effetti, quindi, Olga cresce immersa tra i libri, immersa tra la cultura, non ha tempo per formare una sua natura emotivo, tra virgolette, sessuale, quindi anche nella società ha dei relativi problemi, ma lei è centrata semplicemente nell'attività culturale del suo paese. E questo poi, da questo incipit, da questa parabola iniziale, si dà vita al corso della famiglia dei Miso, che è la famiglia a cui poi appartiene Olga. A me vengono spontanee alcune domande che mi sono venute leggendo e spero che potrai rispondere senza spoilerare troppo. Te le provo a fare. Il rapporto con i libri, come tu appunto dicevi, Olga cresce immersa in questa lettura, però per lei è più effettivamente un rifugio quello dei libri rispetto al mondo esterno, o a un certo punto diventa anche un limite ehm, per lei? Cioè, io non lo so, c'è un po' questa ambivalenza, un limite nel senso che lei vorrebbe uscire anche un po' da questo confine della biblioteca a un certo punto. Sì, in effetti noi sappiamo che nella letteratura ci sono stati vari casi di persone che comunque hanno preferito restare nella loro dimensione di rifugio rispetto che avere a che fare con la società. Se pensiamo a Emily Dickinson è l'esempio di una grande poetessa che comunque ha passato gran parte della sua vita, ecco, rifugiata in un certo qual modo dalla società per scelta. La questione di Olga è diversa perché Olga ha un'attiva vita sociale, però il fatto che è rimasta presto orfana e anche il peso della famiglia, anche il peso che portava, l'ha resa comunque un soggetto non psicolabile, ma un soggetto magico, perché ripetiamo, Olga è un soggetto magico. È un soggetto magico in quanto, a differenza delle persone normali o delle letterate normali, lei ha delle presenze che la aiutano nelle azioni, la aiutano nella vita. La aiutano o la distruggono, questo non sappiamo dirlo, però sono presenze magiche che compaiono di tanto in tanto nelle scelte che deve affrontare Olga. Questo sì, probabilmente fa parte perché io avevo pensato anche di dire un po' della natura seduttiva della donna, visto che si parla Te di... l'avrei detto, Sì, perché questa bellezza di Olga, perché Olga è bella, cioè tu la descrivi come bella è una e bellissima quindi donna.
Sì, è alta infatti 1,70 m. sembra proprio di vederla, che Sì. veramente, e c'ha questo fatto di essere proprio magica, cioè carismatica, proprio Sì. oltre che magica. Lei E è una quindi trascinatrice perché anche all'interno della biblioteca, per esempio, ci sono dei punti in cui lei dice, ci fa comprendere che è il profumo degli uomini che dà fastidio. Lei è è un po' femminista, snob, è snob, lei è molto, un po' snob, molto snob, lei è un molto snob. soggetto altamente snob. Infatti For- poi sì, eh, lei anche quando si trova nelle occasioni che poi vedremo nel romanzo in ospedale, quando andrà a fare del volontariato, lei agisce per un'azione umanitaria, ma non era ancora cosciente, non era ancora pienamente cosciente di questo. Poi con la conoscenza del marito è entrata in un atteggiamento più maturo della sua riflessione anche esistenziale, del suo senso della vita. Però sì, in è quello che effetti volevo anche dire prima quando dicevamo del romanzo di formazione, cioè lei ha, diciamo, delle evoluzioni durante questo libro. Eh, sì, in quindi effetti lei ha un potere enorme, un potere tirannico, perché se pensiamo che la biblioteca aveva tanti impiegati, tanti dipendenti e la porta avanti da sola, quindi questa ragazzina cresce all'interno della biblioteca, fa tutti gli studi perché lei, come si chiarisce nel romanzo, passando molto tempo anche nell'adolescenza nella biblioteca, si dedica pienamente. Quindi nel momento in cui lei prende subito il posto nella biblioteca e quindi alle sue dipendenze tanti impiegati, chiaramente lei ha un potere anche tirannico che fa parte di un aspetto della seduttività della donna. Lei è sì un personaggio magico, quindi sì, altissima, perlomeno per me è una donna molto alta, perché 1,70 m, poi lei sì, sì, è alta magra, anche per me. magra, però è comunque una donna che ha un grande Però, fascino. però è tanto sola, almeno fin quando non trova il marito. Quindi per lei è una vita difficile, in effetti, perciò prima dicevo anche il discorso del libro è un rifugio, un limite, perché poi lei in questi libri un po' si rifugia perché appunto è snob, quindi gli altri da una parte non ci ha messo una linea fra sé e gli altri, si pensa meglio i libri che le persone, però poi alla fine è sola. È un po' ambivalente perché poi c'ha questa vita molto attiva a livello sociale, però con pochissimi amici veri, che poi, come sono questi amici di Olga anche, questi personaggi Vabbè, collaterali? leggendo il romanzo ce ne accorgeremo, ma ad esempio il suo rapporto con Marianne non è un rapporto veramente di amicizia profonda, anche se lei intrattiene per questo suo senso della seduttività, intrattiene, magnetizza quelli che le girano intorno. Lei sì, in effetti ha un approccio esplorativo verso la dimensione della vita. Lei esplora, però non lascia che gli altri le entrino dentro. E quindi anche la vita prima di stare con Gustavo e anche successivamente. Quindi sì, è impenetrabile in un certo modo il personaggio di Olga, impenetrabile però dal portamento altamente seduttivo. Lei è molto seduttiva, lei è dalla madre forse ha quell'accenno mistico che però non è rilevato, non è rivelato concretamente nei suoi movimenti. Però ecco, avendo lei questo potere della seduttività intellettuale, riesce a rendersi interessante, riesce a rendersi interessante agli occhi più o meno di tutti quelli che vivono ad Itacue. Quindi lei era già conosciuta da bambina, però diventa sempre più conosciuta fino a che diventerà come una sorta di regina all'interno della Domanda città. a questo punto un po' cattivella, ma se fosse stata meno bella, ma comunque così colta, sarebbe stata lo stesso magica come magica? Spero di sì. Sì, sì, la magia deriva dal potere seduttivo.
non deriva dalla bellezza, la esatto, bellezza è dalla una cosa in bellezza. più. Questo lo volevo sottolineare perché si capisce, tra l'altro, che lei è una persona carismatica a prescindere dal suo essere poi bella fisicamente, alta, eccetera, perché ha un qualcosa che le viene da dentro, appunto, e il carisma in generale è così. Ci possono essere anche persone molto belle da un punto di vista oggettivo, ma poi poco interessanti per il resto. Quindi lo Sì, è proprio volevo, così. ci tenevo a puntualizzarlo. Ultima domanda, penso che da parte mia era com'è la tua scrittura? Io avevo letto già le tue poesie, poi non ci eravamo più sentite, però noto anche in questa scrittura, ecco, una magia, come hai detto tu, c'è un tratto come etereo, è molto realistico, penso che l'hai definito bene il realismo magico, ce l'ho trovato io sinceramente, quindi anche complimenti perché se volevi ottenere questo risultato io l'ho trovato sinceramente. E è così la tua scrittura, apprende intanto anche dalla poesia, come la definisci, ecco? Allora, sì, in effetti ho fatto riferimento a due personaggi chiave che mi hanno formato nella scrittura, oltre a Nabokov, Borges e Murakami. Chiaramente per costituire la realtà di Itaque, così come è fatta, per entrare all'interno di questa biblioteca che io descrivo su tre piani, descrivo dettagliatamente, c'era in me una fervente immaginazione e questo deriva anche dalle Ti, letture. ti interrompo solo un attimo, tu non lo sai perché non ne ho mai parlato probabilmente su Instagram perché lo venero, ma parli con una che è innamorata di Marquez. Ah, Quindi, ecco. Quindi realismo magico, qui e là ci siamo, ci siamo. sì, e quindi l'ho voluto puntualizzare. Io veramente non ne ho mai parlato su Instagram perché non trovo le parole giuste, tanto che sono innamorata e quindi lo farò sicuramente, Anche se ma devo Marquez, trovare no, le giuste pensavo, parole. ultimamente pensavo anche al fatto che Marquez riprende un po' qualcosa di Bulgakov nel Maestro e Margherita. Non lo so perché oggi avevo fatto questo paragone così camminando per la strada mi era venuto in mente che magari la realtà descritta da Marquez riprendesse in un certo qual modo anche un filone della letteratura russa. Io vedo tutto traslato con la letteratura russa, amando molto la letteratura russa. Però ecco, le letterature anche in modo del tutto anacronistico e anche estrapolate dal loro spazio-tempo si parlano. Effettivamente io immagino anche una sala di tacque dove tutti questi scrittori vivi e morti possano parlare tra di loro. Sarebbe bellissimo. Questo magari è un futuro del Origami 2, il sequel. In ogni caso, sì, quando parliamo di realismo magico, il realismo magico come classificazione può dare tanto perché uno scrittore può spaziare bene senza essere banale. Quindi hai una buona struttura, crei una giusta trama e spazi. Spazi creando per quel che riesci letteratura, quindi cercando di non mantenere una costruzione banale nei processi, ma una costruzione che possa in un modo o nell'altro creare delle distribuzioni dirette verso il lettore, senza un meccanismo, insomma, di dichiarazione di banalità. Questo è molto in uso oggi, però alcuni scelgono anche altre strade per una vocazione più personale. Allora, chiaramente tu, per esempio, ho visto che sei quindi un'esperta della letteratura, una delle più grandi letterature che è appunto la letteratura dell'Odissea, dell'Iliade, Un- una- dell'Eneide. Eh, Un'esperta no, una appassionata sicuramente sì. no, ho visto Proprio che oggi. ne citi Sì. spesso dei passi. Ecco, Sì, 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 allora perché sono un'appassionata, però dire un'esperta sarebbe dire troppo, anche perché non ho una laurea in lettere classiche, quindi ecco. no, Però vabbè.
ho fatto il liceo classico e sono rimasta appassionata della materia, quindi l'ho continuata a studiare e tuttora sono appassionata, insomma, in generale di classico greco in particolare e in generale anche proprio delle etimologie che vengono dal greco antico e quindi della struttura proprio delle parole. E questo sì, mi piace molto. Ne parlavo anche stamattina con una mia amica che invece ha la passione per le riscritture del classico, quindi libri Questo tipo Il stavo canto di pensando. Penelope, anche la canzone di Achille, Circe, tutti questi qua, che devo dire la verità, io invece non ho ancora iniziato a leggere e li inizierò a leggere fra poco, proprio spinta da lei. Allora, Mi c'è dispiace anche che una non ci sta riscrittura guardando. di Baricco, molto, molto Sì, Iliade, appassionante. sì, Mi sentivo di citarlo perché non so, non ho più notizie, non ho seguito più la vicenda, di Baricco, dello stato di però salute. sì, sono rimasta Ah, molto colpita. Allora, in ogni mm, caso, il punto che volevo sintetizzare è questo. Nel romanzo ottocentesco, ad esempio, c'era ancora un retaggio epico, se vogliamo, nei personaggi. Nel corso della storia della letteratura l'epica si è persa. L'epica si è persa, però sarebbe molto interessante riuscire a modellizzare e a paragonare la letteratura omerica con i vari romanzi che possiamo prendere. Quindi nel momento in cui io magari caratterizzo Olga, Olga ha dei tratti di Circe, così come ha dei tratti di Penelope, così come ha dei tratti anche di Nausicaa. In definitiva, le grandi letterature, descrivendo i caratteri emotivi ed esistenziali e psicologici, si incontrano. Ed è questo che rende grande la storia. Io non mi vanto di aver scritto un È romanzo. uno, è uno dei motivi per cui io amo la letteratura greca, perché credo che sia riuscita a dire tutto, sinceramente. E, poi anche dopo gli altri hanno detto, tu hai citato i russi, io l'anno scorso ho letto moltissimo Dostoevsky e veramente ho scoperto un altro mondo. Poi ti ho detto, amo Marquez, insomma, ci sono tanti altri grandi, non è che ci siamo fermati a 2000 anni fa, però credo che quella letteratura veramente abbia creato dei prototipi, ecco, come stavi dicendo tu, per esempio quelli di Donna, che li ritroviamo in tutta la letteratura successiva e sono veri ancora oggi. Poi ben vengano anche le riscritture Il che ci fanno carattere vedere da diversi punti di vista magari quella stessa donna, Sì, immaginandola. in effetti la descrizione del desiderio che avevano gli antichi, che hanno tramandato gli antichi oratori, il modo in cui il desiderio veniva descritto, anche la seduzione in un certo qual modo, è paradigma in tutto quello Mm. che è venuto dopo, perché loro sono stati i primi e pensiamo che loro non sapevano niente di Freud, non avevano nulla delle basi della psiche, della psicologia, loro credevano che l'anima fosse nel fegato, quindi che parte dell'anima fosse nel fegato, non fosse propriamente nel cuore, quindi loro avevano delle teorie mimetiche rispetto alla psicologia, però non ne avevano le basi, eppure hanno scritto delle opere di altissimo valore psicologico e anche antropologico. In un Ah, certo qual sì. modo Gustavo si può rileggere come un Ulisse che ritorna. Nel momento in cui Ulisse ritorna è un po' Gustavo, però Gustavo non è un grande esploratore. No, ecco, se dovessi caratterizzare Gustavo come un Ulisse pieno di foga, pieno di voglia di conoscenza, proprio come l'uomo che conosce tutte le cose, in un certo qual modo Gustavo è un eroe totalmente contemporaneo, totalmente moderno, veramente un eroe dei primi tempi, perché Gustavo è immerso nella vita di Tacque così come la moglie, però lui non è per niente assoggettato alla psicologia della moglie, non la invade.
Lui è un eroe fedele, non la tradisce, è un eroe fedele anche nel lavoro, lui è fedele nella vita. Gustavo è il tipico eroe borghese. Tuttavia manca di quella compenetrazione e quella interpretazione psicologica che era ad esempio tipica di Ulisse. Ulisse quando costruisce, ed è molto celebre la scena della costruzione del letto per Penelope, ecco lì Ulisse dimostra la capacità di compenetrazione che ha l'uomo verso l'amata, la capacità di comprensione, e le due nature dell'uomo e della donna si fondono. Si fondono perché Mm. l'amore, la seduzione crea questo. Quando c'è seduzione, i due diventano una sola anima. Per questo anche poi tanti hanno citato questo passo, a parte per la bellezza morfologica proprio della struttura nella lingua, ma soprattutto per la bellezza del significato psicologico ed emotivo. Ecco, in questo Gustavo manca di quell'intensità di Ulisse, perché Ulisse è un uomo molto intenso, Ulisse è un uomo dalle grandi intensità, dalle Sicuramente. grandi No, passioni. è un eroe, cioè E, è un, Ecco, un Gustavo non si può eroe. definire un prototipo dell'eroe omerico nei sentimenti, lui è un eroe borghese ed ecco che in questo c'è anche la critica alla società. Purtroppo la nostra società, essendo una società veloce e conoscendo di fondo i sentimenti approfonditamente, si distacca dai sentimenti. Nel momento in cui magari non c'era la possibilità di analizzare la psiche dell'uomo, la simbologia e la semiotica dell'anima aiutava in un lessico migliore anche nei rapporti sociali. Nel momento in cui invece si è venuto comunque ad approfondire l'aspetto psicologico e a dare un nome, ecco i miti greci, Narciso ed altro, e dare un nome alle malattie secondo appunto la letteratura greca, si è venuto in un certo qual modo a creare un effetto opposto, un effetto di dimenticanza dei veri sentimenti, del linguaggio dei sentimenti. Quindi in un modo o nell'altro Gustavo ama profondamente la moglie, molto desideroso della moglie, ci sono varie scene anche di sesso perché non è un romanzo buonista. Però manca di quella compenetrazione psicologica dell'eroe propriamente omerico, non Mm. proprio dell'eroe romantico. Insomma, Sì, manca di tutta... un diverso eroe, non è quello appunto omerico, magari può essere un eroe anche lui, ma appunto in questo suo essere fedele lo è, ma volevo dire non lo è nel senso dell'essere ecco, un esploratore, dell'essere grandioso come è grandioso Ulisse, no? In questo è un uomo più mite. Comunque, io direi che ci possiamo salutare se tu non hai, non vuoi da dire altro. Io ho un augurio per te, in verità. Non ti chiedo quali siano i tuoi desideri, spero che li hai scritti anche tu in un origami e quindi mi auguro che quali che siano si avverino. Ti E ti ringrazio. ringrazio per questa diretta. Ti ringrazio, Angela, grazie. Io volevo solo fare, non lo so se ci sono delle domande e volevo solo fare Ah, certo. un piccolo richiamo alla situazione del romanzo morfologica. Allora, io ho definito Sì. nel romanzo Origami, lo faccio perché anche in base ai post che hai scritto ed è giusto farlo. Allora, un piccolo richiamo a questa situazione dello schwa e dell'inclusione linguistica. Allora, io in Origami ho spesso definito Olga come il capo oppure la direttrice, quindi in due punti non ho utilizzato il femminile dei maschili, dei nomi maschili, sempre, quindi non ho sempre indicato il lavoro di Olga come un lavoro femminile e sì, non è un romanzo che ha lo schwa in sé, non c'è né lo schwa né gli asterischi. Ma Allora, non li ho letti in nessun romanzo fino ad ora, a dire il vero. no, Ce ne sono? ci Ah, sono diversi scrittori contemporanei che stanno già avanzando l'ipotesi di scrivere proprio con gli non li ho letti. asterischi lo Sheva. Ok.
Allora, la mia posizione è questa. Io credo che sia un po' disturbante dimenticare la tradizione e la grandezza della lingua italiana senza un approfondito esperimento di sperimentazione, senza un'argomentazione molto più profonda. Io ho seguito Veragheno, dei documenti che le ha dato su Facebook, ho seguito anche YouTube, ho seguito dei vari dibattiti anche con Raimo ed altri personaggi. E la mia idea è appunto questa che ho dato con Origami, che è possibile sì una sperimentazione sulla lingua ed è giusto che la si faccia, perché nel momento in cui magari tu hai una classe di ragazzi davanti a te e la classe ti viene a dire, prof, ma perché ci chiama ragazzi se ci sono anche le ragazze? Allora tu in quel momento, siccome tu ti senti carico di una pressione educativa, una pressione istituzionale, ti viene da dire che è il momento di cambiare le cose. Chiaramente il momento di cambiare le cose si fa dal punto di vista istituzionale, quindi entrano in gioco le università. E nel momento in cui entrano in gioco le istituzioni, e la cosa si fa abbastanza seria, quindi lo Schwagli asterischi magari entrano nei documenti ministeriali, credo che la riflessione della società debba essere di molto approfondita. Quindi credo che si dovrebbero presentare delle argomentazioni serie su che cosa, dal punto di vista del futuro, in lungimiranza, su che cosa significa utilizzare questa scrittura inclusiva nel momento in cui venisse veramente utilizzata. Io spero che si trovino delle forme che bilancino le due parti. Chi non vuole questo Shva, chi invece lo desidera lo Shva, per dire lo Shva. Questo romanzo non si pone come una perturbazione, non si pone come una provocazione. Io ho scritto il capo, ma anche Petrocchi, per esempio, nella Polveriera, ha spesso definito il capo la figura della donna. Quindi in questo non voleva essere in me una provocazione e credo che sentiremo parlare molto di questa opportunità che ha la società, però bisogna, a parere mio, argomentarla per bene in profondità. Solo questo. Oh, grazie, sì, mi è piaciuta la tua puntualizzazione e sì, io obiettivamente leggere il capo o la direttrice non ci ho visto niente di polemico, fastidioso, ma anzi, e sai bene che appunto anche io ho scritto un post con il mio punto di vista, insomma, proprio di recente. Ho amiche che studiano tanto questa questione e in particolare me ne viene in mente una Simona che si è tanto informata su Veragheno, Carolina Capria, insomma tutta questa questione. Ho chiesto anche a Viola Ardone in un'intervista che ho fatto a lei cosa pensasse dello SWA e diciamo che il punto di vista era simile a quello che mi stai rappresentando adesso tu. Quindi bene che se ne parli, però come tu dicevi ci vogliono valide argomentazioni. Ci devono Adesso, essere per entrare dal e punto di come al solito vista le competenze. esatto. Sì, Vabbè, le competenze però, siccome hanno fatto firmare una petizione, è giusto che si argomenti per bene, che si danno certo, delle anche da chi è informazioni. competente. Sì. Certo, certo, anche chi è competente non è esonerato dall'argomentare, per carità di Dio. Va bene, allora Sì. ci Se non ci sono salutiamo. domande, ci salutiamo e se qualcuno vuole fare una domanda, la può fare. Se non ci sono domande, perché magari con questa storia dello Scevan No, vabbè, si non sono un po' penso. spaventati. No, 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 no. Tanto è salvata, ci possono comunque contattare. Ti ringrazio Quindi Angela, grazie a te per ehm, l'opportunità. per l'opportunità, sì, che ci siamo regalate e so che c'è stato Infatti, un episodio che magari è stato spiacevole, di questo me ne dispiaccio, però ti ringrazio perché il tuo coraggio mi ha motivato ancora di più. grazie a te. Buona Buona serata, serata. Sabatina. Ciao Angela. Ciao, Ciao. ciao.